Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Maledetto Veneziano. Oggi parleremo dei tempi di attuazione di rituali che non sono di radionica, ma dei rituali di magia rossa chiaramente, di avvicinamento o di operazioni magari perché uno sta litigando in un condominio o magari anche diciamo cose più grosse, cose più grosse che poi vabbè, non è il tema di questa ma prima di fare questo vostro Maledetto vi chiede di iscrivervi al canale di The Gara Maledetto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e chiaramente anche in Telegram. Vi ricordo che il The Garda ha è in ebook, è in edicola o in libreria, il famosissimo libro, il primo libro cartaceo di The Garda, e potete anche acquistarlo online tramite i più rinomati bookstore online, no? Quindi per chi vuole acquistare questo libro importante lo può fare al prezzo di 14 € e li vale tutti, anzi è proprio un prezzaccio abbordabile per tutti. Detto questo, vi ricordo anche che nel sito del capitano.altavista.org abbiamo due sezioni, una sezione per gli ebook gratuiti di radionica e quant'altro, anche chirurgia, che è gratuita, e poi una sezione con i nostri servizi nelle shop. I link sono qui sotto in descrizione se siete interessati agli amuleti o a sigilli o a pulizie radioniche e quant'altro, o potete andare nel sito capitano.altavista.org e nella zona e-shop e ci sono i servizi di integrare Maledetto Veneziano. Bene, adesso parliamo un po' delle tempistiche. Le tempistiche sono importanti perché bisogna rendersi conto che al di là delle buffonate da, come si dice, che si leggono in alcuni giornali una volta, oggigiorno nei vari gruppi di social, no, di qualsiasi tipo, no, si legge in 7 giorni faccio tornare Pinco Pallino, in 28 giorni parte il missile e lui torna. Ma signori miei, allora, prima di tutto ho già spiegato in altre pillole che se si usano dei geni bassi la cosa funziona, però c'è un prezzo altissimo da pagare, che penso che nessun essere umano sano di mente, no, con almeno un neurone che funziona, potrebbe mai far fare una cosa del genere. Perché? Perché poi il prezzo è troppo alto perché se poi non è neanche l'anima gemella, vabbè, e lì ci fermiamo. Quando invece si parla di alta magia operativa, magia rossa, ed entrano in campo forze importanti, bisogna rendersi conto che l'operatore magico non è che loro scendono come si vedono nei vari social, che uno dice oggi ci riuniamo tutti, chiamiamo l'arcangelo Michele, che tanto lui non gli frega niente, se in Libia in Siria si ammazzano come supposti da una tonnellata di tritolo, però verrà sicuramente perché ci sono io che incomincio a dire a tutti gli asini di pregare, no? Capite che è un po' una cosa da bambini dell'asilo questa cosa qui. Invece quando si parla veramente di alta magia operativa, bisogna partire dal presupposto che è l'operatore dentro il cerchio che sale e propone a queste entità, energie, chiamatele come volete, forze, arcangeli, poi potete dargli qualsiasi tipo di nome, e propone il caso, il movimento, l'energia da muovere, che alcune volte chiaramente è energia sentimentale, no? Allora, ipotizziamo che questa è un'altezza, cioè è un essere altissimo, è una energia altissima, no? Quindi chiaramente non è che uno suona il citofono e quello c'è Marietto che chiama, vengo giù subito. No, non è che così funziona, no? Questi sono i film da baracconi, da social. Ma quando un operatore di alta magia entra o cerca di entrare in contatto con queste altezze, no? Allora bisogna avere tempo e pazienza. Tempo e pazienza perché anche se l'operatore è bravo e ha le conoscenze, ci vuole il suo tempo di maturazione e quindi bisogna periodicamente cominciare a lavorare in questa direzione. È come fare un palazzo in fondo, no? Dal mio punto di vista, con le mie competenze, direi che 9 mesi di gestazione, di lavoro, possono cominciare a far pensare che l'operazione possa venire bene, nel senso che
Certamente quando si contatta il legale maledetto veneziano si cerca sempre di ridurre al minimo le operazioni e i costi per non gravare troppo sul committente. Però diciamo che dopo 9 mesi si dovrebbe incominciare a vedere qualcosa di corposo, per qualsiasi operazione, anche se uno litiga col vicino o ha un inquilino che insomma è noioso, non paga l'affitto e così. Anche perché, ve l'ho detto, non si va a parlare di geni bassi che sono delle sozzure che poi dopo, oltre magari a farvi l'operazione, vi viene a chiedere a voi indirettamente il prezzo. Infatti ci sono persone che neanche hanno colpa, ma hanno sposato un tipo che magari il nonno era legato a queste cose qua e poi vede che in casa gli muoiono tutti. No? Queste sono cose, sono energie nefaste. Ma lasciamo stare queste cose qua. Parliamo invece delle operazioni vere, delle operazioni di alta magia operativa che l'operatore sale una volta al mese o 3 o 4 volte alla settimana, a dipendenza della valutazione che ha fatto l'operatore, e cerca di portare nel modo migliore la richiesta che il committente ha fatto. E dopo si aspetta la risposta. Chiaramente la risposta da un bravo operatore sarà sempre positiva, ovviamente ci vuole questo tempo. Il vostro maledetto dice 9 mesi. Prima ci può essere colpo fortunato, il vostro maledetto non dice di no. Comunque 9 mesi è il tempo ideale, perché poi ci si aggancia anche alle forze lunari per essere più importanti l'operazione, e quindi con 9 mesi il vostro maledetto dice che qualcosa si dovrebbe mettere in moto. Poi bisogna capire un'altra cosa. Ci sono delle situazioni karmiche, no? In cui la cosa deve succedere, però se voi attivate queste energie è come andare praticamente a piedi da qui a Milano. Si può andare a piedi, oppure si può prendere il bus. Ecco, diciamo che la magia in quel momento lì è il bus, che aiuta, che bisogna andare per forza da qui a Milano, però bisogna prendere un mezzo, un aiuto, una stampella, chiamatelo poi come volete. E magari ci si mette 3 giorni, col bus 2. Questo è. Però certe cose devono avvenire, quindi molte volte capita che dei litigi, delle separazioni, dei problemi di vicini che arrivano sono karmiche, no? E poi con la magia si cerca di limare un attimino. Però quando l'operazione magica è lanciata, non c'è niente che la può fermare. Capite? Non c'è niente. Quindi non è che bisogna, se l'operatore vede che per questa persona c'è bisogno di fare 3 ripetizioni in 3 mesi, non è che con la quarta la cosa migliora. Si vede che in 9 mesi 3 bastano, perché alla quarta sarebbero soldi buttati via e non inficerebbe, cioè non graverebbe, non migliorerebbe di più, come si dice, il risultato. Perché ci sono alcuni clienti, committenti che mi chiedono rifacciamo ad esempio questo, rifacciamo quest'altro, questo ritmo. Se vi dico che basta, basta, perché cioè, qui non siamo a fregar soldi ai clienti o dice, capite? O tempo, no? Però quando le cose devono essere fatte di più storpia, no? E dopo ci sarebbe il karma da pagare e via dicendo. Quindi lasciamo stare. Quindi questa è la tempistica, 9 mesi. Quando parte l'operazione o le varie operazioni che l'operatore decide, io adesso parlo per me o per il Degarda, chiaramente si vede che questo è il massimo della forza che si può fare. Di più non si può solo con la magia nera, ma lì poi ve l'ho già detto in altri pillole, c'era praticamente il prezzo da pagare che è altissimo e nessuno è così stupido da volerlo pagare. A meno di quelli che seguono un maletto veneziano, di sicuro non sono così rimba. Bene, grazie cari amici di avermi seguito. Vi ricordo che nel sito capitano.interviste.org abbiamo le shop, se volete acquistare qualche servizio o prodotto, fate pure. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.